Beni del valore di 3,5 milioni di euro sono stati sequestrati a personaggi ritenuti vicini alla cosca Gallico di Palmi. Il decreto è stato eseguito dalla Guardia di Finanza Reggina in collaborazione con i colleghi romani dello Scico. I beni colpiti sono riconducibili a Francesco Frisina, 55 anni, con numerosi precedenti di polizia e giudiziari, anche per associazione mafiosa, omicidio, stupefacenti ed estorsione. I beni oggetto di sequestro sono inoltre riconducibili anche alla moglie Maria Antonia Saccà, sorella di Carmine, sorpreso mentre nascondeva il cognato latitante nel bagagliaio dell'auto nel 1996, e di Alessandro Mazzullo, nipote dei due coniugi. Sono 105.356 gli studenti che affronteranno gli esami di Stato negli istituti di primo e secondo grado in Calabria. Il dato è stato fornito dalla direzione scolastica regionale. Il maggior numero di esaminandi appartiene alla provincia di Cosenza, 38.138, seguita da quella di Reggio, 29.946. Al terzo posto per presenza nei vari gradi c'è Catanzaro con 19.198 e poi Crotone e Vibo Valentia, rispettivamente con 9.362 e 9.162 candidati. Il nome di Martin Luther King, leader della rivolta non violenta contro il razzismo negli USA, ha fatto la sua comparsa alla festa per il 198° anniversario della fondazione dei Carabinieri. Il comandante della Legione Carabinieri Calabria, generale Adelmo Lusi, ha ricordato a Catanzaro il celebre discorso del 1963: "Ho un sogno". Anche io, ha aggiunto Lusi, ho un sogno. Ho sognato un fondo di solidarietà per le vittime di usura ed estorsione, l'espulsione degli imprenditori che non denunciano, la white list. La storica giornalista e inviata di guerra Rai Carmen Lasorella sarà la protagonista del terzo e ultimo evento della rassegna itinerante Liberiamo la Pace, ideata e diretta da Raffaele Gaetano e fortemente voluta dalla presidente della provincia di Catanzaro Wanda Ferro. Venerdì 8 giugno alle ore 18 presso la sala del Tricolore della prefettura a tracciare uno spaccato su come si è evoluta la professione di inviato di guerra dal dopo Vietnam di Oriana Fallaci in poi, fra bombe intelligenti, internet e pugnali, sono state chiamate tre personalità femminili d'eccezione: Maria Cuffaro, Tiziana Ferrario e Carmen Lasorella, alle quali verrà chiesto com'è il giornalismo di guerra visto con gli occhi di chi lo fa.